Tutto pronto per la quinta, un'altra prova gentleman, salchi a cavalli di 5-6 anni, che non abbiano vinto 15.000 euro in carriera. All'1 Fatima delle Lame, 2 Folpec, 3 Eleanor Treb, 4 Fairplay Fox, 5 Fleur Caff, 6 Formidabile Caff, 7 Falco Trio. Partiti con veloce Folpec che prende l'iniziativa nei confronti di Fatima delle Lame, all'esterno Eleanor Treb, mentre parte bene dal 5 Fleur Caff che si porterà in breve allo scoperto. Sulla prima curva Folpec è in vantaggio, Fleur Caff arriva al suo esterno, a contatto c'è Fatima delle Lame che precede Falco Trio, ben partito dalla seconda fila, poi ancora Fairplay Fox, quindi Eleanor Treb e alla retroguardia Formidabile Caff. Completamento dei primi 400 metri in 29,7, al comando sempre Folpec con al suo esterno Fleur Caff, i due più attesi della corsa in prima e in seconda posizione. Si mantiene a contatto Fatima delle Lame che precede sempre Falco Trio, Fairplay Fox, Eleanor Treb e Formidabile Caff. Passaggio sotto alle tribune con Fleur Caff che mette pressione a Folpec, il quale riaccelera. Frazione veloce sotto alle tribune, 31 il secondo quarto. Folpec e Fleur Caff sempre uno accanto all'altra. Poi a contatto Fatima delle Lame con Falco Trio che è in seconda bariglia. Il chilometro passato da Fleur Caff in 1:15,2. Attacca Fleur Caff mentre galoppa Falco Trio. Fleur Caff che insiste nei confronti di Folpec e passa quando siamo all'imbocco dell'ultima curva. Retta di là in 14,5 e Fleur Caff se ne va per fatti propri. Prova a spostare Fatima delle Lame che va su Folpec, poi ancora Fairplay Fox. Falco Trio squalificato. Fleur Caff all'ingresso dell'addirittura arrivo a 3 lunghezze di margine nei confronti degli avversari che fanno un po' di arrivo, ma Fleur Caff è netta in avanti. Fleur Caff che viene a vincere al minimo dei giri, al secondo Fatima delle Lame, al terzo posto finisce Fairplay Fox. 1:14,8 per il successo di Fleur Caff, ancora Matteo Zaccherini che direi che si è assicurato la finale del campionato italiano gentleman. Andrea Vitagliano al training, i colori della scuderia Lucia per il successo del numero 5 dello schieramento, Fleur Caff e Matteo Zaccherini.